Molto rumore per nulla. La montagna politica ha partorito un topolino. In giro si dice che a Vicenza sia stata reintrodotta la clausola antifascista, ma in realtà in città non torna la formula dell'epoca di Achille Variati. Per ottenere uno spazio pubblico non viene richiesto alcun esplicito ripudio specificamente del fascismo, ma piuttosto un più generico impegno a rispettare i principi, le norme, i valori della Costituzione italiana. Quello che si chiede è semplicemente di rispettare la Costituzione e di dichiararsi in questo senso antifascisti, perché la Costituzione ha questa natura. In effetti la Costituzione italiana è repubblicana e democratica ed è anche antifascista perché vieta la riorganizzazione del partito fascista. Però un conto è impedire l'organizzazione del partito fascista, un altro conto è costringere con una clausola chi chiede uno spazio pubblico a dichiararsi antifascista, che invece rientrerebbe nella libertà di pensiero che, attenzione, è riconosciuta e tutelata dalla Carta fondamentale. Per questo il centrodestra era pronto a fare ricorso al TAR per incostituzionalità, ma non ce ne sarà bisogno perché non verrà reintrodotta nessuna clausola antifascista, la formula viene calibrata in modo diverso. La clausola introdotta è assolutamente inutile perché non ripudia lo Stato fascista e quindi l'azione iniziale di Possamai, che voleva riprendere la decisione di Variati di introdurre il ripudio del fascismo, è stata superata da una marcia indietro clamorosa. Per questo motivo riteniamo che sia stato inutile partecipare al voto. Temo che il passo indietro l'abbia fatto il centrodestra, nel senso che ieri, non a caso, in Consiglio Comunale non c'è stato neanche un voto contrario dopo tanti proclami, tante dichiarazioni. È una notizia positiva, certo sarebbe stata ancora più positiva se avessimo visto un voto favorevole. Invece il centrodestra ha snobbato questa formula. Fratelli d'Italia è uscita dall'aula e non ha votato. Lega e Forza Italia invece si sono astenute. Noi ci rivediamo profondamente nei valori costituzionali, certamente nati dalla Resistenza, nei valori europei, nei valori delle carte fondamentali che tutelano i diritti dell'uomo, ma ribadiamo la distanza siderale tra questa amministrazione e le esigenze dei vicentini. Allora il nostro consiglio, il nostro avviso, il nostro stimolo: meno ideologia, più concretezza. La città capoluogo ha bisogno di questo e l'amministrazione non lo sta interpretando.